Buongiorno a tutti e bentornati sul canale San Pietroburgo in italiano. Io sono Alla e oggi alle mie spalle c'è il Palazzo di Lagin perché vorrei raccontarvi di un piccolo gioiello, una residenza imperiale poco conosciuta dai turisti stranieri, ma assolutamente da vedere. Andiamo! Tutto in questo territorio cominciò dalla fondazione di San Pietroburgo. Per accelerare la crescita della sua amata città, Pietro il Grande usò un modo semplice ed efficace, un regalo con un obbligo. Lui regalava dei lotti di terreno con l'obbligo di costruirci. La nostra isola fu regalata ad un nobile, successivamente cambiò molti proprietari e alla fine del Settecento apparteneva ad un certo Elagin, un uomo ricco e nobile della corte di Caterina II. Lui costruì qui un palazzo circondato da un giardino. Essi presero il suo nome, il Palazzo di Ilagin e l'isola di Ilagin, appunto. Nel 1817 l'imperatore Alessandro I acquistò l'isola per costruirci una residenza estiva per sua madre, l'imperatrice Maria Feodorovna. All'epoca era già una donna anziana ed era difficile per lei raggiungere le proprie residenze estive, Pavlovsk Gatchina. I lavori della costruzione della nuova residenza furono affidati ad un architetto italiano, Carlo Rossi. In quasi 10 anni lui costruì un palazzo bello ed elegante, con una terrazza e 2 facciate diverse. Una scala è decorata con i vasi del più prezioso marmo del mondo, marmo di Carrara, ovviamente. La seconda scala è custodita da 2 leoni. L'architetto creò anche tutti gli interni fino all'ultimo particolare. Anche i mobili furono creati secondo i suoi disegni. All'epoca il palazzo era chiamato il Palazzo delle Porte perché ce ne sono tante e ogni porta è unica. La sua decorazione di bronzo dorato non si ripete mai. Certo non possiamo paragonare questa residenza al Palazzo di Caterina o al Palazzo Grande di Peterò. Essendo concepita come una residenza estiva per l'imperatrice madre, non serviva mai per i ricevimenti ufficiali. Non avrebbe dovuto stupire gli ambasciatori stranieri. Perciò fu creata in modo più semplice, più sobrio e allo stesso tempo più accogliente e più intimo. Durante la Seconda Guerra Mondiale il palazzo fu colpito da una bomba che provocò un incendio. Tutti i bellissimi interni creati da Carlo Rossi bruciarono. La bellezza che vediamo oggi è il frutto del lavoro dei restauratori che riuscirono a ripristinare l'aspetto del palazzo. Lì aiutò tantissimo il nostro architetto italiano che aveva lasciato migliaia di disegni e descrizioni di ogni piccolo dettaglio. Oltre al palazzo, Rossi costruì gli edifici di servizio, le scuderie, la casa per le damigelle, la casa per il giardiniere, la serra, la casa per gli ospiti. Sono belle, ma io preferisco la cucina. Di solito la cucina in una residenza estiva si trovava sempre in un edificio apposito ad una distanza ben calcolata. Avrebbe dovuto essere vicino al palazzo per portare i piatti e allo stesso tempo lontano per non disturbare i proprietari e non causare un incendio. L'architetto costruì un edificio molto particolare. Le facciate non hanno finestre, al loro posto ci sono delle nicchie con delle statue. Le finestre invece affacciano nel piccolo cortile interno. I piatti venivano portati al palazzo tramite un passaggio sotterraneo. I Romanov arrivavano nella residenza via Fiume. Sulla riva fu costruito un imbarcadero con un padiglione rotondo. Tutta l'isola fu trasformata in un giardino all'inglese con prati, boschi, laghi artificiali, ponticelli, viale e così via. Una curiosità: nel parco c'è una quercia che ha più di 300 anni. Fu piantata ai tempi di Pietro I, quando era già un albero maturo. Un fatto curioso è che il parco era accessibile per le passeggiate dei cittadini all'epoca della residenza imperiale, ma con alcune condizioni. La gente doveva essere vestita in modo decoroso e lasciare il parco il più presto possibile all'arrivo degli zari.
Un colpo di cannone a salve serviva come segnale dell'arrivo dei regnanti e della fine di una camminata surreale per tutti gli altri. Oggi l'isola di Lagin è il parco pubblico più amato dai cittadini. È tutto per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Per non perdere i nuovi contenuti non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi come al solito ci vediamo qui su YouTube nel nuovo video. A presto, ciao!